Ma quanto sono belli i taralli! I taralli napoletani che facciamo qui al ristorante Aria sono fatti con la rimanenza del lievito Licori, mandorla, sale, strutto e pepe. Buoni taralli a tutti! La cosa bella è che sono semplicissimi da realizzare. Pesiamo su una base di licoli, 2,5% di sale. Prepariamo il pepe, bello grossolano da inserire. Mettiamo 30 grammi di strutto. Il pepe e adesso mini pimer è pronta. Stendiamolo. Mettiamo circa 250 grammi di composto, poi se lo volete fare più sottile, più spesso, aumentate o diminuite la quantità. Allora, stendiamo con una spatola in maniera ben sottile. Dovranno essere dei cracker impalpabili, anche perché il sapore è molto spinto. Perfetto, mettiamo in griglia. È arrivato il momento delle mandorle, non le fate mancare perché sono prioritarie nel tarallo napoletano. 12 minuti nel forno a 160 gradi. Il vostro forno, se riuscite, tirate un pochettino aperta la porta, in maniera tale che lo spiffero la renderà più croccante. La sfoglia di tarallo è pronta. Ma che peccato che non possiate sentire l'odore. Ora vi faccio vedere dove li serviamo. Noi le serviamo qua dentro per i nostri clienti. Sottile, croccante, mangiate nel giusto perché poi porta dipendenza. Fate i bravi.